Gli hanno strappato la collana dal collo, la felpa che indossava e lo hanno costretto a consegnargli soldi e cellulare. Non solo, mentre il ragazzino tentava di scappare con la bicicletta, lo hanno fatto cadere rovinosamente a terra e pestato con pugni e calci al volto. I due aggressori, 17 anni trevigiani, hanno così sfogato la loro violenza su un coetaneo che conoscevano. Sono fuggiti rapinandolo anche della bicicletta e lasciandolo a terra. È stato un passante che ha assistito all'aggressione a soccorrerlo e a allertare i carabinieri che hanno rintracciato i due giovani autori del reato a Carbonera, dove si è consumato l'episodio. Il giovane rapinato, a causa delle scoriazioni e lesioni provocategli, è stato portato in ospedale riportando alcuni giorni di prognosi. I ragazzini sono stati arrestati in flagranza, accompagnati nelle rispettive abitazioni in attesa della convalida dell'arresto che c'è stata e rimessi in libertà in attesa del procedimento penale presso il Tribunale dei minori di Venezia. Su di loro pende l'accusa di rapina in concorso. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi, un'escalation che risulta sempre più una piaga nella provincia trevigiana. Non erano mai successi episodi gravi a Carbonera, anche se il sindaco conferma di aver alzato il livello di attenzione sul territorio per la presenza da qualche tempo di raggruppamenti notturni di giovani che arrivano da fuori comune. Nell'ultimo periodo abbiamo notato comunque un andirivieni di ragazzi di altri comuni che si aggregano nelle zone centrali, soprattutto di Carbonera, sia durante l'estate, ma il fenomeno sta continuando appunto anche in questi mesi con la scuola che è iniziata. Si tratta molto spesso di minorenni, quindi sedicenni, che si aggregano fino a ora tarda e quindi appunto siamo un po' preoccupati e ci chiediamo dove siano le famiglie di questi ragazzi che il giorno dopo teoricamente devono andare a scuola e si fermano oltre la mezzanotte appunto nei nostri parchetti e nelle nostre piazze.